Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto sempre per cavalli di 3 anni, questa volta sul doppio chilometro. In 7 al via Grizzo Jet, Galles dei Greppi, Jordi Jack, Gaia's Life, Granito Jet, Grace di Casei in prima fila, Golden Jove in seconda. Chiusura Jordi Jack e Grizzo Jet, i due più appoggiati. Macchina che aumenta la velocità. Partiti con l'errore di Granito Jet mentre si avvantaggia Numero subito 1 Grizzo Jet Jordi squalificato, Jack nei numero confronti 5 di Galles Granito dei Jet Greppi. squalificato. Ha sbagliato anche Grizzo Jet e anche Grace di Casei. Numero 6 E così Grace dopo di i primi Casei 215,2 squalificato. leader Jordi Jack nei confronti di Galles dei Greppi, la terza posizione per Gaia's Life che precede Golden Jove. Rimasti praticamente in 4 dopo i primi 400 di gara in 31,3. Guida Jordi Jack, seconda posizione per Galles dei Greppi, Gaia's Life precede Golden Jove e il quartetto procede tranquillamente dopo 600 metri completati in 48,1. Situazione statica quando i cavalli si avvicinano al mezzo miglio iniziale. 800 completati in 1,4,4. Jordi Jack, Galles dei Greppi, Gaia's Life, Golden Jove in una situazione che non cambia. Sulla piegata ora dalla coda c'è la mossa di Golden Jove che progredisce gradualmente. Tanto 1,26 per i primi 1000 metri di gara, Golden Jove ne approfitta per risalire senza eccessiva spesa. E inizia ora l'ultimo giro con Jordi Jack che è al comando, sempre seguito da Galles dei Greppi, Golden Jove al largo, Gaia's Life in corda. È stato un 14,9 davanti alle tribune e ora un altro 14,9 per arrivare ai 600 conclusivi. Sempre Jordi Jack in vantaggio, Galles dei Greppi in seconda posizione, poi Gaia's Life e Golden Jove al largo, 500 all'arrivo, cambia nulla con il quartetto che è sempre condotto da Jordi Jack che ora cerca di imprimere ulteriore ritmo alla gara, 14,8, non bellissimo d'azione Jordi Jack, deve tenerlo in camminata Andrea Farolfi. In seconda posizione rimane Galles dei Greppi, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Jordi Jack che continua nel suo percorso di testa e nel finale viene a concludere facile vincitore, secondo posto per Golden Jove davanti a Galles dei Greppi, 1,17,2, 29,6 a chiudere, qualche difficoltà sicuramente per Jordi Jack, ma vittoria comunque mai in discussione per il favorito guidato da Andrea Farolfi per conto di Agim Piranei della scuderia San Vincenzo. Rivediamo le battute conclusive, il numero 3 di Jordi Jack al primo posto.